E io sono il vice sindaco del comune di Follina e l'assessore alla cultura. Noi come comune abbiamo appoggiato fin da subito questo progetto perché ci è sembrato molto interessante e anche molto costruttivo. Abbiamo cercato di coinvolgere in questo progetto anche i giovani con la scuola, con l'istituto comprensivo di Follina e Tarzo, i quali hanno risposto anche in modo molto interessante e hanno fatto anche delle proposte molto interessanti per questo progetto che secondo me portato avanti così a Follina nel nostro ambiente è molto significativo per noi che sia stato coinvolto il Lanificio Paoletti perché da 200 anni fa la storia di Follina. Questo nuovo progetto ha avuto da noi, da parte dell'amministrazione comunale, sicuramente un entusiasmo, un impegno immediato, così perché ci abbiamo creduto e assieme a noi ci hanno creduto anche i titolari, in particolare il dottor Paolo Paoletti, che è quello che porta avanti assieme al fratello e al papà ancora questa azienda che nonostante i tempi molto duri continua ad andare avanti ed essere una risorsa per il nostro comune.